Lei come si chiama? Samuele Sizia. Quindi lei è sardo nei Sì, fatti, sì, sì. è arrivato da Milano, come mai qua in Sardegna? Avevo un po' di tempo libero con la cassa integrazione per lavoro e ne ho approfittato adesso che si Da quanto può. tempo? Da 3 mesi? Sì, 3 mesi. Lei sarebbe dovuto arrivare qua a Cagliari già da prima? No, Da prima del lockdown? No. Sono a Milano, vivo a Milano, però qua ho i parenti, sono venuto a trovare i nonni. Lei negli ultimi 3 mesi non ha potuto No, non potevo. trovare i suoi parenti. Lei adesso quanto resterà qua in Sardegna? Una settimana. Quindi ne fate una vacanza. Sì. Sa già dove alloggiare? A casa di mia nonna. A Cagliari? Sì. Stiamo parlando a Cagliari. Santa Margherita. Ah, qui Santa Margherita di Pula. Lei ha dovuto superare il termoscanner, a Milano le hanno preso la temperatura, Sì, mi hanno controllato tutto. anche qua a Cagliari tutto bene. Sì, anche adesso mi hanno appena misurato la temperatura. Quindi lei nei fatti è un sardo che vive a Milano, che è tornato in Sardegna per vacanza. Esatto. Nei fatti, praticamente vivrà appunto in ambito familiare, sa appunto delle regole, insomma la Regione Sardegna ha diramato ieri in serata un'ordinanza, bisogna compilare un modulo, io arrivo da tale città, devo stare tot giorni, lei questo l'ha compilato? Sì, ho fatto tutto prima di partire, mi sono informato prima altrimenti non avrei neanche prenotato Lei in vista della prenotazione di questa vacanza nella sua terra ha poi fatto comunque anche il test anti-Covid per No, verificare la tampone presenza? non l'ho fatto, però siccome io lavoro a contatto con molte persone, sono sempre stato controllato. Dalla sua Spesso. azienda? Sì. Lei a Milano in che settore lavora? Sui treni Italia, Frecciarossa, i treni di alta velocità. Lavora a bordo dei treni Sì, quindi? esatto.